Minacciavano e picchiavano i coetanei estorcendo piccole somme di denaro e oggetti di valore. 6 minorenni arrestati dai carabinieri a Vittorio Veneto, tra le vittime anche commercianti. Tra i fatti di violenza e i reati attribuiti ai 6 carabinieri arrestati a Piacenza, uno sarebbe avvenuto pochi mesi fa in Pedemontana, botte e minacce in una rivendita di auto. Doppio incidente in A4 tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza, nello schianto tra tir morto l'autista, feriti in 3, autostrada chiusa e circolazione in tilt. Domani alle 9 in forma privata nella cappella della casa di riposo di Santa Bona i funerali dell'ex presidente di Fondazione Cassamarca De Poli. In città si pensa come onorarne la memoria. Riabilitazione dei pazienti guariti dal Covid a Montebelluna, la palestra, punto di riferimento provinciale. Oggi in Veneto 16 contagi. Nasce a Treviso l'app per localizzare le fontane trevigiane. L'invito è quello a bere l'acqua dalle fontane pubbliche e incentivare l'uso delle borracce. Torna a Cortina l'attesa Coppa d'Oro delle Dolomiti che dà il via alla stagione degli eventi in questa strana estate 2020. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. In apertura di questa edizione trevigiana, l'operazione dei carabinieri che ha sgominato una vera e propria baby gang nella zona di Vittorio Veneto. 6 i ragazzi arrestati. Sgominata una baby gang dai carabinieri di Vittorio Veneto, 6 studenti tra i 16 e i 17 anni residenti nel Vittoriese sono finiti agli arresti domiciliari per rapina, estorsione, furto aggravato, percosse ai danni di coetanei. Facevano parte di un gruppo su Instagram denominato Blood Gang, Banda del Sangue, in cui si vantavano delle loro azioni intimidatorie. Feroci con i compagni e sfrontati con gli adulti. Era un sodalizio volto al controllo del territorio e a terrorizzare non solo i coetanei, ai quali estorcevano piccole somme di denaro o oggetti di valore, talvolta anche con calci e pugni, ma anche i negozianti del centro, pensando di restare impuniti perché minorenni. Ma il meccanismo di impunità si è inceppato con l'indagine avviata contestualmente alla denuncia di un ragazzo a cui avevano rubato una catenina d'oro e da novembre 2019 è partito il controllo da parte dei militari dell'Arma che hanno potuto accertare 10 episodi tra ottobre 2018 e giugno 2020. Il modus operandi era tipico del gruppo che utilizzava appunto il potere intimidatorio dovuto ad atteggiamenti di bullismo per incutere timore e costringere i loro coetanei a fare quello che chiedevano e in caso di rifiuto ad agire in maniera illegale mediante estorsioni, rapine e furti. 3 di loro erano già noti sul territorio per aver commesso questo tipo di illeciti e adesso dovranno scontare i domiciliari secondo quanto disposto dal GIP del Tribunale dei Minori di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica. Si prospetta innanzitutto un periodo di permanenza domiciliare dove dovranno essere sottoposti a controlli sia da parte dei genitori che delle forze di polizia, non potranno appunto uscire di casa e poi dovranno iniziare un percorso di recupero per espiare, diciamo, la... C'è un'ultima ora di cronaca perché la Corte d'Appello di Roma ha ridotto a 14 anni e 8 mesi di carcere la pena per gli autori del ferimento del nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo avvenuto a Roma nel febbraio del 2019. Tutti lo ricorderete. In primo grado Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano erano stati condannati a 16 anni. L'atleta, raggiunto da un colpo di pistola alla schiena, è rimasto paralizzato alle gambe. I due erano accusati di tentato, duplice omicidio premeditato e porto, detenzione e ricettazione d'arma da fuoco. Erano stati processati con rito abbreviato nell'ottobre dello scorso anno. A cadere è stata l'accusa di tentato omicidio premeditato nei confronti della fidanzata di Bortuzzo, da qui la riduzione della pena che non mancherà di suscitare polemiche. E veniamo a un altro fatto di queste ore che sta facendo discutere tutta Italia, perché tra i fatti di violenza e i reati attribuiti ai 6 carabinieri e ai loro complici arrestati a Piacenza, uno sarebbe avvenuto pochi mesi fa in Pedemontana.
Sono arrivate fino al Trevigiano le scene in stile Gomorra con tutta la loro brutale violenza emerse dalle indagini sui 6 carabinieri della caserma Levante di Piacenza arrestati per droga, festini e pestaggi. Uno dei militari avrebbe approfittato del periodo del lockdown per cambiare l'auto, rivolgendosi a quanto risulta ad una concessionaria in comune di Fonte. Aveva scelto un Audi A4 usata ma in buone condizioni in vendita a 21.500 euro. Per ottenere un prezzo più basso, 10.000, non avrebbe risparmiato intimidazioni e violenze, come si evince dalle intercettazioni. Il carabiniere racconta di essere entrato armato in concessionaria provocando un forte spavento in uno dei due presenti. Se l'è fatta letteralmente addosso, si legge. L'altro, solo per aver risposto, sarebbe stato pestato a sangue da uno degli spacciatori che accompagnava il carabiniere, il quale si sarebbe poi vantato col complice di aver sfasciato tutto il computer dell'ufficio, ordinando poi di montare le targhe di prova sulla vettura e di farla arrivare a Piacenza. Su questo e gli altri fatti anche la Procura Militare di Verona ha aperto un fascicolo d'indagine. Grave incidente stradale poco dopo le 14.30 nel tratto di autostrada A4 compreso fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Una persona ha perso la vita nello scontro che ha coinvolto 2 mezzi pesanti, 3 le persone ferite, di cui una in modo serio. Nel secondo incidente accaduto sempre nello stesso tratto un paio di chilometri prima. L'autostrada è stata così chiusa fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e così le entrate dei caselli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Sul posto i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Disagi sono registrati anche in questo momento. Numerose le segnalazioni di disagi che ci stanno arrivando anche in redazione da parte di molti automobilisti. E veniamo al contagio, ai dati della sera, il contagio da coronavirus. Oggi in provincia di Treviso si è registrato solo un nuovo caso di positività al Covid-19, mentre sono 14 i casi che si sono registrati in tutto il Veneto. Dalle 8 di questa mattina alle 5 del pomeriggio salgono a 669 in tutto il Veneto i casi attualmente positivi. I morti sono a 2063, quindi in tutto il territorio regionale c'è stato un decesso nel corso della giornata di oggi. E proprio il contagio con la conseguente crisi economica sta facendo lievitare la richiesta di alloggi di edilizia popolare. Oggi in prefettura a Treviso un vertice in vista di un vero e proprio boom di sfratti per morosità ma anche per mutui non pagati. Quanta gente viene da voi a chiedervi aiuto? Tantissimi, perché chiaramente al di là di quello che è stato l'intervento della borsa della spesa, che è stato quello del Ministero, la necessità più importante è quella del contributo affitto. Dopo l'emergenza alimentare, tra gli effetti economicamente devastanti del contagio, anche nella Marca si può parlare di emergenza abitativa. In costante aumento le situazioni di morosità, alle quali vanno ad aggiungersi le rate dei mutui non pagate. Adesso dobbiamo capire quanti dal libero mercato usciranno, perché non riusciranno più a pagare il canone medio del libero mercato a 400-500 euro, e quanti di quelli che hanno ad esempio un mutuo che non potranno più pagare il mutuo. Quindi bisognerà capire un attimo quest'autunno quanto ha inciso il Covid su queste due fasce di famiglie. La questione è sempre la stessa: prima del Covid comunque soddisfavamo circa un terzo della domanda, c'è da capire adesso in questi 3-4 mesi quanto il Covid vada a incidere. A mio avviso arriveremo a un quarto. Quindi da un già povero 30% di richieste evase si è scesi ad un 25%, vale a dire una evasa ogni 4 presentate. Una situazione portata all'esame del prefetto perché possa sollecitare da Roma un sostegno economico in particolare a favore di ristrutturazioni di edilizia residenziale pubblica. Segnaleremo al centro, sperando che nell'ambito di quei provvedimenti che sono stati varati venga anche finanziato questo fondo che consentirebbe all'Ater, in generale, insomma, queste aziende che si occupano di edilizia convenzionata o popolare, di riattare il patrimonio, perché ci sono moltissimi appartamenti sfitti che non possono essere dati in affitto perché hanno impianti vetusti, quindi sarebbero fuori norma. Ecco. Quindi potrebbero arrivare soldi da Roma per fare
queste manutenzioni essenziali per dare una risposta a chi rimarrà senza casa. Mi diceva il Presidente che il titolo c'è in tanti decreti, ma ancora non ci sono i soldi, quindi bisogna spingere su questo, evidenziando che già una provincia ricca, diciamo, e comunque con una scarsa problematicità dal punto di vista abitativo come Treviso c'è questo più di dolore, voglio immaginare cosa ci può essere in altri contesti. E in prefettura a Treviso si è fatto il punto anche sulla scuola e sulla ripartenza di settembre, con gli istituti che hanno chiesto aumenti di organico sia tra i docenti che tra i collaboratori scolastici. Principale nodo ancora da risolvere, quello del trasporto. Al termine del tavolo sulla scuola, il prefetto Laganazzi dice cautamente ottimista: la riorganizzazione dei plessi è a buon punto, ma rimangono da risolvere due grossi nodi. Con la capienza al 60% il trasporto scolastico non potrebbe soddisfare le esigenze neppure facendo doppi turni o prevedendo ingressi a scaglioni, e mancano ancora indicazioni certe per asili e scuole materne dove il distanziamento è complicato da mettere in atto. Si procede per gradi e anche su questi fronti si conta di trovare la quadra. Dal 14 settembre in poi credo che ci siano le condizioni, grazie a un lavoro, ripeto, di collettivo, di enti locali, provincia, dirigenti scolastici, penso che possa, diciamo, partire col piede giusto, sperando, ecco, che le condizioni che comunque da cui si pensa di partire ci siano tutte. Gli organici andranno rimpinguati, le scuole hanno fatto le loro richieste. Le scuole hanno chiesto, posso dire, a scuola c'è chi va da 4 ai 7 collaboratori scolastici, come docenti ci siamo mantenuti perché tendenzialmente sono state chieste delle ore per gli sdoppiamenti, quindi sui docenti siamo anche lì sui 4, 5, 6 docenti, 7 docenti, tenendo conto che sono 104 scuole in provincia di Treviso, ecco, quella è la media. Poi io non so se tutto questo verrà garantito. Quanto alla chiusura dei plessi per le elezioni del 20 e 21 settembre appare al momento inevitabile. Di fatto c'è troppo poco tempo per trovare delle sedi alternative in cui allestire i seggi. Io credo sarà molto difficile trovare degli spazi che siano compatibili con le prescrizioni dei seggi elettorali così come li conosciamo. Forse qualche seggio alternativo lo si trova, ma in misura molto infinitesimale rispetto al problema. Ecco. Sono fissate alle 9 di domani mattina in forma privatissima nella cappella della Casa di Riposo di Santa Bona a Treviso le esequie di Dino De Poli. Per espressa volontà della famiglia non è prevista alcuna rappresentanza né della città né tantomeno da Caspineda. Si terranno in forma frugale e privatissima, alle 9, nella cappella della Casa di Riposo Santa Bona di Treviso, i funerali di Dino De Poli. Un ultimo saluto che probabilmente lui avrebbe sperato diverso, se non con l'abbraccio di tutta la sua Treviso, almeno di chi dall'87 l'ha seguito, prima alla guida della Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana e poi, fino al dicembre 2018, di Fondazione Cassamarca. Ma il massimo riserbo su tutta la cerimonia è stato imposto dalla famiglia, mentre oggi a ricordarlo pubblicamente è stato l'attuale guida della fondazione, Luigi Garofalo, presentando la nuova ala espositiva di Caspineda. Decidendo di andarsene proprio in questi giorni è come se ci avesse dato un segno di approvazione delle iniziative. La cultura e il territorio e i soldi in funzione della crescita morale della sua comunità, anche quando questo significava ripensare la città nei suoi luoghi. Ecco perché per l'ex sindaco e attuale vicepresidente di Fondazione Giampaolo Gobbo la sua amministrazione non va condannata. C'è chi dice però che sia stato anche un grande sperperatore. No, io credo invece che questi soldi, certamente dei trevigiani, ma ovviamente della banca dei trevigiani, per fortuna è stato lui a gestirli, perché altrimenti molto probabilmente non avrebbe fatto quello che ha fatto per la città, coprendo tutti quei buchi neri che effettivamente ancora negli anni, diciamo dal 2010 eccetera, c'erano in questa città. Una doppia eredità quindi quella che lascia De Poli, da una parte la visione della crescita culturale, dall'altra quella materiale della città futura. Ecco perché per il presidente Garofalo il suo ricordo non può che essere legato al suo umanesimo. Più che con manifestazioni di orpello meramente estetiche, proprio dando vita o ancor più energia a studi che ruotino intorno all'umanesimo latino. Troveremo tutti insieme come comunità il simbolo
che più ci fa ricordare l'avvocato De Poli e soprattutto più ci fa ricordare i grandi investimenti e la grande lungimiranza dell'avvocato. Okay. Ritorniamo a parlare di Covid e andiamo a Montebelluna, dove si trova la palestra, punto di riferimento provinciale per la riabilitazione. Questa è la storia di Emanuela, ancora in trattamento per le conseguenze lasciate dal virus. L'ultima che mi ricordo è quando mi si sono presentati 2 dottori della terapia intensiva che mi hanno detto: non si preoccupi signora, lei non sentirà niente. Da lì mi sono risvegliata in terapia intensiva e mi dicevano: stai tranquilla che se fai la brava domani ti togliamo il tubo. Emanuela è una paziente in cura alla palestra riabilitativa dell'ospedale di Montebelluna che ha via via accolto in questi mesi i pazienti guariti dal Covid. Ricoverata l'11 marzo, è rimasta in terapia intensiva per 3 settimane. Ha rischiato la vita Emanuela e al suo risveglio, dopo tanto tempo immobile, il suo corpo non rispondeva più. Quei pazienti che erano circa 10-12 che per gravità e complessità del quadro sono finiti a essere intubati e con circa 2-3 settimane di intubazione poi sono emerse anche tutte le problematiche a risveglio relative all'apparato neurologico, in generale l'apparato muscoloscheletrico. Ok, stop, scendi. Stop. Ok, è già faticoso così. Sì. La cosa più brutta è anche quando ti rendi conto che dopo un mese che sei a letto perdi tutto, non riesci a stare in piedi, non riesci a camminare, non riesci neanche a mangiare perché appena cerchi di portare una forchetta alla bocca ti trema la mano e dici è una cosa impossibile, però è la verità, non fai neanche quello, ti devono aiutare in tutto e per tutto. Non ci sono parole, cioè bisognerebbe provarlo perché tante persone non credono a queste cose qui e quindi bisognerebbe provare per capire. Associamo le 2 attività di rinforzo e di riadattamento allo sforzo, visto che la paziente fa ancora molta fatica. Tanta fatica sinceramente. Adesso facciamo così una prova semplice e vedere questo corridoio sono 32 metri, in 6 minuti quanti metri farà. Brava Emanuela, perché sei passata, l'ultima volta che ti abbiamo valutata era 396 metri in 6 minuti e adesso ne hai fatto 434. Lei, come tanti altri, sta cercando di tornare a una vita normale, ma guardandosi intorno vede troppe persone che non rispettano le regole sull'uso della mascherina o sul distanziamento. Fate attenzione, dice. Non è detto che perché sei sana non ti può mai succedere niente, perché io ero sanissima eppure mi è capitato, quindi di stare molto attenti e scrupolosi nelle cose. Questo quindi il racconto, questi i segni indelebili lasciati dal Covid. E parliamo adesso di politica, perché si è conclusa la 10ª legislatura del Consiglio regionale del Veneto. Questa mattina a Palazzo Ferrofini il bilancio del Presidente del Consiglio Ciambetti. 5 anni di Consiglio regionale. Si è conclusa la legislatura, una legislatura che il Presidente Roberto Ciambetti ha definito dei record. Record per la lunghezza, non era mai accaduto che si arrivasse così lunghi dopo i 5 anni, questo è indipendente dalle nostre volontà, ma anche dei record perché rispetto a tutte le legislature degli ultimi 50 anni abbiamo fatto il maggior numero di sedute, il maggior numero di leggi e soprattutto, a parte i numeri assoluti, leggi e piani di qualità, leggi che aspettavano da lustri, da decenni, il piano cave che aspettava dal 1984, il PTRC, il piano di coordinamento che aspettava dal 1990, il piano trasporti che aspettava dal 92, quindi veramente un lavoro di qualità come non mai fatto da tutti i consiglieri regionali e qua dico maggioranza e anche minoranza che hanno veramente reso un servizio ai cittadini veneti come non mai. Nel corso della conferenza stampa tenutasi nell'aula consigliare di Palazzo Ferrofini, Ciambetti ha evidenziato i punti salienti che hanno caratterizzato questi 5 anni, a partire dal referendum sull'autonomia. Essere riusciti a portare
i veneti a votare un referendum sull'autonomia. Ricordo il Veneto l'aveva chiesto già nel 92, nel 2000 non c'era mai riuscito. Portare i veneti a votare, oltre 2.300.000 veneti a votare per l'autonomia, è stato un risultato anche di significato simbolico unico, e con questo risultato stiamo anche utilizzando appunto il peso popolare perché a Roma capiscano che i veneti vogliono l'autonomia e soprattutto si meritano l'autonomia. La seduta più lunga è stata sulla riforma della riorganizzazione sanitaria. Il Consiglio poi non si è fermato nemmeno durante l'emergenza Covid, e così quando l'acqua alta di novembre ha sommerso la città. Il 12 novembre eravamo in seduta di bilancio e l'acqua ci ha salito alle spalle, cioè dalla cale ci ha riempito Palazzo Ferrofini appunto con l'alta marea eccezionale. Nonostante questo, 2 giorni dopo abbiamo ripreso i lavori andando a Treviso in esterna per continuare i lavori d'aula, e appunto anche in questo caso l'emergenza non ci ha fermato, come il virus non ha fermato la democrazia. Nasce a Treviso freeacqua.it, un'app per localizzare le fontane trevigiane. L'invito è quello a bere l'acqua dalle fontane pubbliche, che è certificata tra le più buone a livello nazionale. Dalla terra nasce l'acqua, dall'acqua nasce l'anima, diceva Eraclito nel 400 a.C. e oggi Treviso riscopre il senso della sua anima tornando all'originario utilizzo delle fontane cittadine, invitando turisti ed autoctoni a fruire del bene pubblico più prezioso e delle bellezze architettoniche del territorio. Il tutto converge su una mappatura delle 130 fontane geolocalizzate e descritte nella web app freeacqua.it, in cui è possibile trovare informazioni, dati storici e le analisi dell'acqua elaborati da ATS che ne raccontano la bontà. L'acqua di Treviso è molto buona, è tra le migliori acque d'Italia, di capoluogo di provincia, è un'acqua costantemente monitorata, vengono effettuate 4 analisi settimanali da ATS, analizzate da 3 laboratori indipendenti, che a sua volta vengono incrociate con le analisi di ARPAV e USL. Ad oggi è un'acqua tra le migliori in commercio, non viene clorata, è un'acqua che non presenta alcuna traccia di PFAS o di inquinanti. L'acqua è un ruscello tra storia e modernità che, anche grazie a questo progetto, fa da traghettatrice per ripensare i nostri modelli di consumo. Il progetto Freeacqua Fontane di Treviso è un progetto che ha un duplice obiettivo. Da un lato stimolare nuovi modelli di consumo proiettati sulla sostenibilità, quindi consumo dell'acqua pubblica, utilizziamo le borracce, non utilizziamo più contenitori usa e getta, e dall'altro invece la valorizzazione di un patrimonio culturale e artistico che è quello delle fontane trevigiane, che come dicevamo prima ci sono quasi 140 fonti e direi che meritano insomma di essere conosciute. L'obiettivo è quello di estendere il progetto. Noi adesso stiamo facendo la ciclopolitana, la stiamo realizzando, la stiamo strutturando e verranno inseriti dei QR code che daranno la possibilità a chi si ferma di individuare la fontana più vicina. Bevi alla fonte, l'invito a dissetarsi, insomma, di acqua e bellezza artistica. E noi adesso andiamo in pubblicità. A dopo. Di nuovo in studio per parlare di un furto davvero particolare, perché i carabinieri di Onè di Fonte hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in abitazione 3 uomini pregiudicati di 39, 30 e 19 anni, tutti residenti in provincia di Padova. Gli indagati in 2 distinte occasioni alla fine del mese di giugno si sono introdotti illecitamente all'interno del cortile dell'abitazione di un'operaia di Fonte, da dove hanno sportato complessivamente 10 polli per poi darsi alla fuga. Quando si dice ladri di polli è proprio questo il caso. E nei giorni del cordoglio per la scomparsa di Dino De Poli, la Fondazione Casamarca ha presentato un nuovo spazio espositivo tra le sale del Palazzo di Caspineda. Vediamo. Immagini del quotidiano e immagini fermate da pennellate su tela. Pare quasi non esserci differenza nella bellezza che scorre tra queste stanze. E non potrebbe essere altrimenti, considerando dove si trova questo nuovo spazio espositivo. Nuovo nel senso del rinnovo, fatto trasformando un'intera ala di uffici di Fondazione Casamarca in sale mostra, perché il resto
se di resto si può parlare, è tutto tra il 1500, ovvero Caspineda, e il 1800, nei dipinti dei Ciardi e di molti altri pittori che hanno toccato anche il Novecento, con vedute di una Venezia decisamente diversa da quella del secondo millennio. 2 piani dove, con il centinaio di opere esposte, trovano spazio anche 10.000 volumi, ma soprattutto oltre 100 metri di archivi del Monte di Pietà. È il tesoro di fondazione, fatto da opere e documenti acquisiti nei secoli, ai quali si è aggiunto il patrimonio storico-artistico di Fondazione Bortolán. Un vero e proprio scrigno del bello del sapere, incastonato nel quotidiano che scorre dalle finestre affacciate su San Leonardo e il vicolo che porta ai Carraresi. La bellezza di questo è che non è incapsulato, ma noi nel riflettere quadro per quadro, non superficialmente, possiamo anche riflettere guardando fuori, guardando alla città. Ora a Resana per la grande festa per i 100 anni di nonno Cesare. Oggi festeggiamo i 100 anni del papà Cesare. Centenario è ancora lucido perché Cesare ancora capisce bene, e anche lui e anche la moglie tra l'altro hanno oltre 70 anni di matrimonio, sono una coppia modello, vorrei dire. Arrivare a 100 anni è un bel traguardo, soprattutto con le sofferenze che ha avuto Cesare. Cesare ha fatto la seconda guerra mondiale, è stato prigioniero di guerra. Sui campi di concentramento, cosa mangiai? Una pagnocchia di pane, 4 persone, la fame è brutta. La guerra lo ha segnato profondamente, ma ne è uscito vittorioso, ed il fatto che sia qui a raccontarlo tra di noi significa che è una cosa che gli rimarrà per sempre. 22 tra nipoti e pronipoti. 5 figli, io sono il più piccolo. Gianni, la Luisa, la nonna Giulia, Liliana e Ida. Vai, è mai un volontario, ma sempre dopo che ti manda i superiori, mai da volontario. E non passa tante. Un esempio davvero per tutti di laboriosità, di fedeltà, di costanza, di sacrificio nella vita, un grande uomo veramente. Forte, di più. Tanti auguri quindi a nonno Cesare. Noi adesso andiamo a Belluno. A Belluno, dove si sono viste scintille in Consiglio Comunale per la questione di InLab. Lo stesso sindaco Massaro si è anche sfogato: su di me soltanto fango. Siamo riusciti a dimostrare sostanzialmente che non sono stati utilizzati soldi pubblici, non sono stati utilizzati soldi comunali, non sono state incaricate cooperative da parte del comune, tantomeno senza gara, figuriamoci, non è stato favorito nessuno è incompatibile e le persone che si dice che sono incompatibili non lavorano a questo progetto, quindi è stato dimostrato tutto. Si proclama soddisfatto Jacopo Massaro dopo che il Consiglio Comunale ha rimbalzato la mozione di censura nei confronti dell'operato della Giunta e del suo in particolare nell'operazione InLab, il progetto finanziato da Cariverona che prevede una task force di comune, provincia, università e centri di ricerca per la promozione di politiche dell'innovazione in montagna. Tra i soggetti, e questo è il punto, anche la cooperativa Società Nuova per l'opposizione troppo vicina al sindaco, con il direttore della stessa capogruppo di maggioranza. Una questione di trasparenza per la minoranza di Paolo Gamba, che ha parlato di una gestione cattiva e superficiale, con lui dall'opposizione anche Raffaele Addamiano, che così commenta il voto a Palazzo Rosso. Cronaca di una morte annunciata, nel senso che la maggioranza si è ricompattata attorno al suo sindaco, però finalmente il sindaco ha esplicitato le ragioni di una scelta che noi abbiamo da sempre ritenuto politicamente inopportuna. Ma per il sindaco si è oltrepassato il segno della censura politica. Quello che veramente dispiace
dispiace, che mi rimarrà sempre, è il fatto di aver ingenuamente pensato che non mi sarebbe mai capitato, per la impostazione dell'onestà, ecco, che la famiglia mi ha sempre insegnato, che non mi sarebbe mai capitato che mi avrebbero infangato con qualche schizzo di fango, nella speranza probabilmente che una volta pulito qualche macchia sarebbe restato. Non me l'aspettavo, ma si impara sempre qualcosa di nuovo. Per la cronaca, nella mattinata di oggi i carabinieri di Santa Giustina sono intervenuti dopo la segnalazione di un furto avvenuto all'azienda agricola Cordevole con sede nella frazione di Meano in via Ramentera. Nel corso della notte malviventi si sono introdotti nella ditta appropriandosi di un furgone Mercedes Sprinter di colore bianco, 2 rampe di alluminio, varie buste di sementi e denaro contante per un danno complessivo stimato di circa 15.000 euro. Indagano i carabinieri di Santa Giustina. Domani, venerdì 24 luglio, tornano a riunirsi sia in presenza che online gli Stati Generali della Montagna a Roccaraso in Abruzzo, con la partecipazione tra gli altri del Ministro Francesco Boccia e di Enrico Borghi, consigliere nazionale per la montagna. All'incontro sarà presente anche Confindustria Belluno Dolomiti. Proprio in queste ore arriva l'appello della Presidente degli Industriali Lorraine Berton perché si torni a parlare di politica europea della montagna anche alla luce dell'accordo sul recovery plan. Servono risorse vere e straordinarie. La montagna ha patito più di altri territori gli effetti del Covid. Era stata la stessa Confindustria di Belluno a chiedere di riattivare gli Stati Generali della montagna. A Cortina, perché torna l'attesa Coppa d'Oro delle Dolomiti e interesserà tutta la provincia di Belluno in questa strana estate 2020. Bisogna ripartire, lo sport non può fermarsi e questo è un segnale forte che deve arrivare a tutti. Covid o non Covid, i giochi per la Coppa d'Oro delle Dolomiti, una delle corse d'auto d'epoca più famose al mondo, sono ufficialmente aperti a Cortina d'Ampezzo con i ben 78 equipaggi iscritti che proprio in queste ore si stanno avvicendando al Miramonti Majestic per le verifiche tecniche del caso. Una partecipazione straordinaria, addirittura maggiore rispetto al 2019, questo è il dato più sorprendente, anche se mancano all'appello diversi stranieri. Lamentiamo purtroppo una mancanza di alcuni equipaggi stranieri che ci sarebbero stati, ma lì cambiano addirittura le difficoltà perché un americano ha dovuto disdire perché non lo fanno uscire dagli Stati Uniti e questo sono le storie di tutti i giorni che conosciamo. Accanto all'ACI anche i comuni di Belluno e Cortina con la provincia che hanno patrocinato l'evento che di fatto dà il via alla stagione ampezzana, ma non solo, visto che la Coppa si svolgerà nei luoghi più belli del bellunese, non solo Cortina ma anche Feltrino, Comelico, Valbelluna e i luoghi dell'Agordino dove il passaggio delle auto d'epoca avrà molteplici significati. E prima di tornare a Cortina si va a Roccapietore, si fa la strada di Digonera, una delle zone e delle strade più colpite dalla tempesta Vaia di 2 anni fa. E c'è un'ultima ora di cronaca che riguarda l'emergenza Covid. Nella giornata di oggi sono state registrate nell'ambito dell'ULS 2 marca trevigiana 3 nuove positività al coronavirus, quindi si va ad aggiornare il dato che abbiamo visto prima. 2 sono riferite a tecnici dell'ospedale Cafoncello di Treviso. L'accertamento è scattato dopo che uno dei 2 ha segnalato un lieve malessere. Immediatamente sottoposti a tampone, entrambi sono risultati positivi e messi in isolamento fiduciario. L'indagine epidemiologica poi avviata ha stabilito che con ogni probabilità i 2 sono stati contagiati da una vicina di casa. Il terzo caso di positività riguarda invece un'anziana lievemente sintomatica che è stata immediatamente posta in isolamento domiciliare. Veniamo alla nostra rubrica Bimbi in TV, questa sera con Anna di Maserada e Camilla di Salgareda.
Potete continuare a mandarci i vostri video ai numeri che vedete, 351 1755 340, non delle semplici foto come vi raccomandiamo sempre, ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale, per raccontarci l'estate dei vostri bambini, di questa strana estate, l'abbiamo chiamata così, 2020. È tutto anche per questa sera, adesso ci sono le previsioni del tempo, ci troviamo dopo la pubblicità con due ospiti, Vivian Moro, assessore comunale a Roncade, Fabio Maggio, assessore invece a Pederobba. A dopo, intanto c'è il meteo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Una perturbazione interessa il nostro territorio. Nella giornata di venerdì 24 luglio il tempo risulterà decisamente variabile, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà spiccatamente instabile, con qualche pioggia alternata a momenti più asciutti e con spazi soleggiati. Attenzione però a possibili fenomeni anche intensi. Entro sera il fronte perturbato sfilerà via verso i Balcani e tornerà ad essere più stabile. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime in lieve calo, comprese invece tra 26 e 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà per lo più la stessa, tempo in peggioramento con cielo spesso nuvoloso e con piogge intervallate da parentesi più asciutte. Temperature minime fino a 20 gradi, massime sui 27 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige, maltempo per tutto il giorno con precipitazioni localmente anche intense. Anche in questo caso andrà meglio entro la nottata. Temperature minime sui 16 gradi, massime invece fino a 30 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.